Brillante operazione della Guardia di Finanza, scoperta nell'Icatesi una piantagione di papavero somniferum. Sentiamo Angelo Ruoppolo. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. È la mattina del 5 luglio dell'anno scorso. Siamo a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza di Agrigento. Voliamo sopra una maxi piantagione di canapa indiana tra Licata e Palma di Montechiaro. Le fiamme gialle hanno contato più di 550 piante di marijuana alte 2 metri, poi estirpate, essiccate, bruciate. Adesso i Pablo Escobar di casa nostra hanno trasformato la destinazione del terreno. È sempre agricolo per la coltivazione, però si è capito che bisognava diversificare per mantenere la concorrenza nel mercato. E allora, anziché l'erba, ecco il papavero somniferum, almeno 330 piante di papaveri alti, scoperte dalla Guardia di Finanza agrigentina, capitanata dal colonnello Giuseppe Conti. Un contadino SA di 60 anni è nei guai. L'uomo, sorpreso nel terreno, si è beccato una denuncia alla Procura della Repubblica. Le capsule del papavero, la famiglia delle papaveracee, il principio attivo dell'oppio, la pianta della Turchia, dove i turchi la fumano come turchi e che poi si è diffusa da un capo all'altro del mondo. Quasi allora come fosse l'oppio dei popoli, una droga sedativa, rilassante. Basti pensare che un derivato dell'oppio è la morfina, che è il miglior rimedio che i medici usano contro il dolore. Un altro derivato dell'oppio, ecco perché il blitz della Guardia di Finanza di oggi è l'LSD, il classico francobollo, l'allucinogeno che usava Jim Morrison, il viaggio in acido, che annulla la capacità di distinguere tra realtà e immaginazione.